Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Allora Fioi, siamo su MotoGP, MXGP, siamo a Talavera de la Reina, Spagna. E allora Fio, ho messo livello di difficoltà difficile, quindi non più medio, difficile, e fisica media, però ho messo 6 rewind, vediamo così come andiamo. Fatto le qualifiche lasciamo perdere, siamo ultimi, però non ho usato i rewind. La gara non è, è molto complicata, è molto difficile, però ho elaborato bene la moto, ne so 9 e 6 in maneggevolezza e frenata e 10 addirittura in potenza, accelerazione, robe così. Ok. Vabbè, adesso neanche vediamo le qualifiche perché ho fatto cagare. Andiamo. Vediamo un po' cosa combiniamo in gara. Speriamo di fare una buona gara, sinceramente. Ok. Concentration, please. Siamo ultimi, vabbè, lo sappiamo. Vai Kume. E involati verso la gloria. Abbiamo 6 rewind, quindi vediamo, possiamo gestirli. Ecco. Cominciamo già di merda. No, ma sì, ma ferma, porco. Sì, vabbè, come sprecare già. No, neanche mi fa fare rewind. Non ci credo. Vabbè, calma. Inizio veramente complicato. Siamo a difficoltà difficile, ma la moto è un po' più prestazionale, infatti si vede. Cioè, è bello per avere i rewind e non riuscire a usarle. Cioè, come. Non è difficile usare un rewind, però, eh? Ecco, magari i rewind cerca di usarli bene, grazie. Dai, come concentration, please, concentration. Ne ho messi 6 intanto perché veramente non ho tempo di allenarmi, quindi mi devo allenare mentre gioco. Poi ve lo prometto, una volta che divento forte, fanculo i rewind, che sapete che io li odio i rewind. Però se vogliamo che divertirsi, questa è l'occasione, è l'unico modo, insomma. 18esimi. Ecco. Come morire così? Sì, ecco, l'importante è non sbagliare nella stessa curva tante volte, perché io sono anche famoso per fare i rewind così. Mamma mia quanto sto rischiando, qualcuno è morto? Vabbè, ma. Cioè, un attimo, ma sto sport qua è veramente pericoloso, perché. Veramente basta una moto in mezzo e sono cazzi, eh. 16esimi siamo, abbiamo solo 3 rewind. Sta gara comunque è veramente complicata, eh. Mamma mia che difficile, Fiori. La partenza comunque mi rendo conto che è fondamentale in sto cazzo di gioco. Se sbagli la partenza sono dolori. Ok, primo giro andato, siamo 14esimi. No, devo prendere meglio però ste curve. Dai, spingi con sto catorcio infernale. Bravo. Appoggiati anche. Dai, cazzus. Troppo largo. Dai che dobbiamo combattere, dobbiamo rosicchiare posizioni. Niente, non riusciamo. Dai, comandino, cazzo, avevo anche la moto un po' più elaborata. Difficoltà difficile si vede, però è la differenza. A medio sarei già tra i primi. Una volta che impari bene, sto gioco diventa una figata ancora più atomica, perché veramente è fatto bene, mi piace anche il modo di elaborare. No! Mi piace anche l'elaborazione delle moto, queste cose qua. Ecco, questo non ci voleva però.
Ecco. Sbaglio troppo ancora, però. Devo allenarsi, ragazzi. Scusa, perché? No, questa non l'ho capita. Ok, vabbè. Avevo un solo rewind, ragazzi. Cioè, sprecati tutti sti rewind così è veramente triste, eh. Scusa, perché? Boh, questa proprio non l'ho capita. Madonna, 16esimi, cazzo. Mamma mia, che disastro. L'ho detto, passiamo a vincerle tutte e due. A fare schifo. Vabbè. Ultimo giro. L'obiettivo scuderia sono 22 punti, li devo fare almeno 22 punti, non sarà semplice però, eh. Devo fare bene gara 2, che di solito mi viene anche meglio gara 2. Dai, commendone, con calma. E qua sta andando un po' meglio. Ecco, ultime parole famose. No, però non posso buttarti fuori, però. Cazzo, non è che più rewind. Non ci sono più... Cioè, ho usato 6 rewind in 3 giri. Male, come, molto male in questa prima gara. Molto, molto male. Cazzo, è 14esimo il mio avversario anche. Devo superarlo, cazzo, devo superarlo. Devo superarlo, Van Katzen. Ecco, niente da fare. Disastro assoluto, 18esimo. Guarda il coglione, vabbè, però, vabbè, insomma. Certe cose non le capisco, però. Dai, cavolo, guarda quante posizioni ho perso, Dio santo. Mamma mia, disastro gara 1, eh. Abbiamo preso quanto? Cioè, 3 punti ho preso, mamma che disastro. Adesso dobbiamo fare, dobbiamo fare almeno il quarto posto. La vedo un po' dura, raga. La vedo un pochino dura, eh. A livello difficile è veramente impossibile ancora per me, porca trota. Vai. Vai come? Vogliamo una gara 2 degna di nota adesso, eh? Tutto sta nella partenza, tutto sta in sta cazzo di partenza, cerchiamo... Ma perché devo sprecare... Ma perché devo sprecare così? Ma puttana troia, ma... Non devo prenderla così interna, fioi. Cioè, vediamo cosa posso fare. Ok. Siamo partiti meglio. E adesso come dimostra che in gara 2 sei più forte. Dimostracelo come, dimostracelo. Dai piccolo Kuma. Tira fuori la prestazione della vita. Siamo sesti, anche se non faccio i 22 punti necessari, però sono pronti a fare punticini perché fioi. Devo migliorare la moto e tutti sti cazzi qua. Comunque la moto è più scarsa di quelle che posso comprare. Adesso non spendo più soldi, mi tengo un po' finché... Guarda, uno è andato, uno è andato. Mamma che casino.
Comunque sicuramente in gara 2 per il momento stiamo andando già un po' meglio. Catarroia. Quarto posto. Qua ho fatto un miracolo a salvarmi, eh. Qua ho ucciso qualcuno. E la cosa mi gasa. Cazzo, siamo anche terzi in linea per rifare i punti che mi servono. Primo giro andato, grande, ancora 5 rewind, non sprechiamoli. Ma perché metterne 9 no, va contro le mie... anche la mia morale, cazzo. E che possiamo fare un buon risultato è difficile. Perché sta differenza tra gara 1 e gara 2? Porca puttana, non capisco. Cioè è vero che sono un po' più abituato, però... Vediamo se riusciamo a fare come nella gara precedente, fare il miracolo all'ultimo giro. Siamo ancora al secondo. Bravo Kuma, dai. Involati Kuma, involati verso la gloria. Occhio agli internazi, che qua gli internati sono di un pericoloso spaventoso. La stiamo pompando adesso, eh? Comunque i miglioramenti della moto li vedo, perché non sono pazzo. Anche gli ammortizzatori, ste stronzate qua. Mamma mia che lotta con Gilliard. Gilliard, chi cazzo è? E inizia il final lap come indiano. Dai Come per la gloria. Dai Come per la gloria. Madonna che lotta con Gilliard. La partenza è fondamentale, ok, mi ha capito. Siamo sempre terzi, sto Gullod qua, chi è? Io lo chiamo Gilliard, ragazzi, per me è Gilliard. Non so perché mi piace Gilliard. Oh, finalmente mi piace che sto combattendo. Abbiamo capito che la partenza è tutto, o comunque tanto. Dai, come l'ultimo giro è il tuo l'ultimo giro. Dai vecchio cuore. Niente, una lotta spaventosa. Adesso sì che siamo secondi, però. Che brutto incidente. Che brutto incidente. Brutto brutto. Occhio come non mollare adesso. Mamma mia, ha sbagliato Geyser. Errore di Geyser. Dai che potrei vincere è difficile. Dai che l'ultimo giro è il mio. Vai Cube. Non ci credo. Oh. Cosa è successo? No, Fio, non ho capito dove cosa sono arrivato. Secondo, non ci voglio credere. Stavo per vincere, vaffanculo, mi ha dato le cose. È andata via la moto da solo. Non ci credo, va bene, dai. 25 punti ho fatto comunque, la grandissima. In classifica siamo 11esimi, uguali a 114 punti. Dai, piano piano stiamo salendo. Tixer primo, Geyser secondo, Anstey terzo. Ok. Arrivano bei soldoni però. E si gode. Molto bene. Buono raga, questa gara mi è piaciuta. Come sempre una gara 1 un po' così, una gara 2 molto buona.
Abbiamo numerose offerte. Scegli un nuovo sponsor. Io rimango sempre a dominatori sexy. Siamo sempre in MX2. Vabbè. Ok raga, un saluto dal comendone veneziano. Il comendone. Ciao!